verborum. Le sue opere appaiono grandiose per dottrina, ma piuttosto ordinarie nello stile. Ecco, questo giudizio su Vittorino da parte di Gerolamo è una delle varie riproposizioni di attenuanti per la lingua e lo stile del suo amato e antico conterraneo Victorinus Noster. Gerolamo, il più eminente allievo di Donato, presbiter in loquendo peritus, e scrittore personalmente convinto di dover perseguire la mira rotunditas, lasciava verosimilmente trasparire il fondo stesso delle ragioni che avevano determinato l'angosciosa visione onirica in cui Cristo in persona gli era sembrato giudice severo di una identità divisa fra aspirazioni percepite come divaricate, professione dell'antica estetica letteraria o invece austera riforma della coscienza intellettuale in coerenza con la simplicitas della nuova fede. Non importa che fosse un dilemma obiettivamente anacronistico, risolto già da 2 secoli fra gli scrittori ecclesiastici e presto superato dallo stesso Gerolamo con autodifensiva aggressività, dirà è una promessa che non feci da sveglio. I profeti insegnano che i sogni sono cosa vana e non meritano affatto la nostra fede, avrebbe risposto con disinvoltura rufina. È però interessante supporre che quel dilemma non avrebbe potuto tormentarlo in giovinezza se la sua fede nativa, ricevuta fra Stridone e Aquileia, non si fosse intimamente appropriata, ancora nel pieno della seconda metà del IV secolo, di una esplicita conservatrice cautela anti-intellettuale verso scienza e arte retorica pagana e i loro compromissori adattamenti cristiani. Ciò spiegherebbe anche la sua condiscendenza benevola verso lo stile espositivo tenue, peraltro scientemente perseguito dalla generalità degli scrittori cristiani di area aquileiese, Fortunaziano e Cromazio in testa, non senza lo stesso Rufino, incline in teologia al verbum breviatum. Tutti, al pari di Gerolamo, in qualche modo debitori del loro Vittorino, ma anche in spontanea sintonia con le istanze della incipiente esegesi antiochena. Nota ad esempio lo stesso Gerolamo come l'esegeta laodiceno Apollinare si sforza, dice, di esprimere concetti estesi in brevi spiegazioni. La familiarità con le varietà stilistiche del dettato biblico acquisita da Gerolamo attraverso una ineguagliabile esperienza di commentatore e soprattutto di traduttore in latino, contribuì senz'altro in modo decisivo a una sua corretta comprensione e un positivo apprezzamento, tanto sincero quanto inusuale, di ciò che si può chiamare rusticitas letteraria. A renderne l'effetto, secondo la congenialità della lingua latina, dovette infine sembrargli inevitabile e perfino doveroso in rapporto stesso alla fedeltà massima che la traduzione dei testi sacri esigeva. Ma neanche il giudizio sul reale successo di Gerolamo nella resa latina dei caratteristici colori del linguaggio biblico, fatto di rilievo non solo estetico ma anche contenutistico, può prescindere dall'osservazione di come il traduttore Gerolamo dimostri sicura avvertenza della specificità rustica di una geografa. È il caso, ad esempio, di uno dei grandi profeti, Geremia. Scrive Gerolamo: il profeta Geremia fra gli scrittori ebrei sembra, almeno nell'espressione espositiva, più rusticus di Isaia e Osea e certi altri profeti, ma per qualità di dottrina è uguale a loro. La simplicitas del suo linguaggio, peraltro, gli derivò dal luogo in cui nacque. Era infatti di Anatot, che ancora oggi è un villaggetto a 3 miglia di distanza da Gerusalemme. Rispetto alla scheda critica su Vittorino inserita nel De Viris Illustribus, opera eius grandia sensibus, viliora videntur composizione verborum, ecco, in queste annotazioni colpisce interesse innanzitutto la disposizione analoga del giudizio su Geremia: sermone videtur esse rusticior sed sensibus par est. E la dinamica identica preconizzata nella lettura di entrambi gli scrittori fra impressione superficiale
e conoscenza approfondita. Videtur est. Analoga è pure la ragione, non la scusa, della comune qualità rustica dello stile. Infatti per Geremia anche l'inadeguatezza letteraria del latino di Vittorino, non è quel latino ut grece noverat, è in ultima analisi riferibile a condizionamenti ambientali. È inoltre segnalata qui con chiarezza l'equivalenza semantica, tanto letteraria quanto teologica e morale, della rusticitas con la simplicitas, sermone rusticior, simplicitas eloqui. Lemmi ai quali il vocabolario di Gerolamo spesso demanda di denotare in estrema sintesi e paradossalità la specialità espressive non solo della lingua biblica, verba rustica, scripturarum, simplicitas scripture, contro artificium eloqui, ma specificamente del cherigma apostolico, rusticum Petrum, rusticum dicimus et Ioannum, oppure rusticanus verat piscatores nostros totus orbis loquitur. A monte sta naturalmente la Indiadi di Vittorino, denotante la perfezione. I suoi migliori fedeli li chiama infatti humiles in seculo et rusticani in scripturis. Questa Indiade così riformulava il concetto teologico di simplicitas, dominante per esempio nel Pastore di Erma, che anche secondo Vittorino compendia l'ideale cristiano. Interessante che l'Indiadi humilitas in seculo et rusticitas in scripturis, condivisa da Vittorino con il suo pubblico, appaia giocata sulla consonanza armonica di due radici lessicali, humilitas, rusticus, evocanti entrambe la terra, quindi senso di creaturalità, fatica, sobrietà, pace, integrità umana. La contestuale assegnazione di rusticitas all'ambito esegetico confermava rusticitas in una delle consolidate competenze di simplicitas, ricorrendo le analoghe attestazioni di Gerolamo e Rufino in Vittorino. Tuttavia non circoscriveva rusticitas alla sola esegesi, perché il dinamismo di scambio che agisce in questa felice Indiadi di Vittorino, humilitas et rusticitas, la caricava di una capacità adeguata a rappresentare in maniera icastica anche la irriducibilità nativa del cristianesimo alle convenzioni della cultura comune. Gerolamo, nell'occasione di dover riformulare il quesito esistenziale ed escatologico di Ecclesiaste 3:21, chissà se il soffio vitale dell'uomo salga in alto, se quello della bestia scende in basso nella terra, non troverà di meglio per spremerlo ad spiritualem intelligentiam che restituire l'eco della saggia avvertenza e predilezione spirituale di Vittorino. Non capita raramente, scrive, che una persona capace alquanto di raziocinio e istruita nelle scritture, cioè un uomo, viva senza circospezione e con i vantaggi delle sue conoscenze e sia infine trascinato nell'inferno, mentre altri, alquanto rustici e semplici, che diremmo animali a confronto di un uomo, vivano con più amore fino a ricevere perfino la corona del martirio e farsi una dimora in paradiso. Il concetto geronimiano di rusticitas qui presuppone il margine vitale di interpretabilità che Vittorino le aveva assegnato quando, considerato con finezza di equilibrio critico il contrapposto paragone di un cristianesimo intellettualmente esigente e socialmente affermato, ne aveva immaginata la riconciliazione finale con la dives eruditio. E sembra che proprio l'icona del penitente di Betlemme poi illustrerà infine in modo appropriato la sintesi esistenziale del fedele rustico, credens rusticanus, con il fedele munito della sicurezza della competenza letteraria, credens praeditus fiducia litteraturae, come contrapposti da Vittorino. Appurata perciò anche l'evidenza positiva del giudizio letterario teologico di Gerolamo sul controverso personaggio di Fortunaziano di Aquileia,
in Evangelia titulis ordinatis brevi sermone et rustico scripsit commentarios, si capisce allora che per Gerolamo l'eccezione di Rustichitas in uno scrittore cristiano favoriva, come effetto di contrasto, anche un migliore apprezzamento del suo contributo dottrinale. Ne offre ad esempio evidenza il giudizio su un altro suo maestro, stimato e mai rinnegato, benché originista di spicco, Didimo di Alessandria. Di lui dice: è inesperto nello stile e nel dettato, ma non nella scienza. Anzi, proprio dallo stile del suo dettato fa capire di essere un uomo degno degli apostoli, tanto per la luminosità dei significati quanto per la semplicità delle parole. Qui haplotes simplicitas vale proprio come esatto, sinonimo di rustichitas, che Gerolamo predilige senz'altro, invece, se occorre al pimento, il condimento della polemica e del paradosso. Ma vale anche altrettanto per la paolina imperizia, rovesciata per antifrasi, ad esempio in lode addirittura della scienza e della filologia di Origene, del quale io ho preferito, dice ironicamente Gerolamo, seguire l'imperizia e non andare oltre, piuttosto che ostentare la scienza sciocca di chi non sa niente. Stultam scientiam. La complementare equivalenza di simplicitas, imperitia, rustichitas quale categoria critico-letteraria, d'altronde a tutti gli effetti programmatica reca l'indelebile impronta della formazione culturale del giovane Gerolamo, giacché proprio a suggello del prologo al giovanile De Viris Illustribus del 393 egli ne aveva pubblicato il manifesto. Dice: imparino dunque Celso, Porfirio e Giuliano quanti e quali sono gli uomini che fondarono la Chiesa, la edificarono, la adornarono, e la smettano di tacciare la nostra fede di rustica semplicità. Rustica et tantum simplicitatis arguere. Inflessibilmente fedele alla maturata persuasione sulla qualità di rustica simplicitas del messaggio biblico apostolicamente trasmesso, il padre Aquileiese al tramonto della sua vita si appellava ancora contro ogni possibilità di equivoco alla medesima equivalenza sinonimica, per ribadire in forma parenetica e positiva il medesimo principio: presta ascolto alla simplicitas della Chiesa, ovvero alla sua rustichitas o imperitia, come preferite chiamarla. Si capisce subito però che il concetto di Gerolamo di rustichitas in realtà trascende la contingenza della sua applicazione nella critica letteraria, perché prima di tutto denota, magari paradossalmente, il carattere di uno stile ecclesiologico di autenticità umana e sobrietà di mezzi esteriori, quale i nuovi ideali monastici riproponevano, non solo interpretando la nostalgia particolarmente acuta nell'Aquileia del secolo IV di un cristianesimo fedele alle sue origini, anche proprio nell'aspetto sostanziale della sua speciale espressività linguistica, ma anche mirando a incrementare il senso di orgoglio nell'autocoscienza di appartenere a quella che poteva storicamente definirsi la nuova cultura cristiana. D'altronde Gerolamo era fermamente consapevole che la coscienza cristiana non avrebbe potuto ammettere, neanche a fini apologetici, il compromesso fra la simplicitas rustichitas dell'annuncio e il lubricitas degli espedienti dialettici, se non su garanzia dimostrata dell'autoritas biblica, fornita da Paolo ad esempio. L'Apostolo infatti, osservato alla luce di Matteo 10,16, estote prudente, sicut serpentes, eccetera, documenta nella pratica del suo argomentare la sempre paradossale eppure conveniente armonia della simplicitas innocentia ingenitas rustichitas con l'artificium, che è ora prudentia, ora perfino dissimulato. Dice: ogni volta che leggo l'Apostolo Paolo non mi sembra di dire parole ma tuoni, eppure le sue sembrano parole semplici, come di persona innocua e ingenua, invece sono folli. Cioè, analisi come queste poggiavano naturalmente sul fermo sedime della persuasione
tradizionalmente radicata fra gli esegeti cristiani, che la lettura della Bibbia comportasse lo sforzo supplementare di una comprensione allegorica. Era quanto anche Gerolamo originariamente senz'altro insegnava, non però senza ricorrere personalmente anche alla categoria teologica, etica ed estetica della simplicitas. Arriva a dire, certo, nelle scritture non ci sono, come certuni invece pensano, parole semplici, moltissimo vi è di recondito. Però le spontanee effusioni di emozione con le quali Gerolamo reagiva alle letture in cui gli si rivelasse il compendio di verità, misteria e bellezza, anelato dalla sua indole e cultura, dimostrano infine che il dilemma fra pagamento estetico e rigore di coerenza morale era per lui ormai risolto. Quando dice, per esempio, che grandi misteri, che quantità di fiori, eppure questo tesoro l'abbiamo in vasi di coccio, cioè in verbis rusticis scripturarum. È evidente che la positività del concetto di rusticitas, simplicitas, condivisa in modo singolare e distintivo dagli autori aquileiesi, sia partecipata anche da Sulpicio Severo tramite il suo Martino. Significativo per esempio il vezzo che ha Sulpicio di scusare la rusticità dei Galli e del loro linguaggio, per capire che tale rusticitas in qualche modo lo inorgoglisce. Ad esempio, dice Gallo, che è l'eponimo dei dialoghi di Sulpicio, mentre sto pensando che io, un Gallo, parlerò fra aquitani, ho timore che un discorrere piuttosto rustico non disturbi il vostro udito troppo cittadino. Pazienza, mi ascolterete parlare come un uomo grezzo, niente di adorno e coturnato. Se infatti avete riconosciuto che sono un discepolo di Martino, proveniente da Salaria, in Pannonia, anche concedetemi che su suo esempio mi sia lecito non tener conto di vuoti ammenicoli retorici e ornati verbali. Ma sì, dice Postumiano, tu parla o in celtico o, se preferisci, nel vostro latino di Gallia, purché si parli di Martino. A proposito di Martino, spesso si trascura di confrontare la carità di Amiens con la carità di Tours, benedetta dal segno del globo di fuoco e narrata da Sulpicio in qualità di testimone autoptico. La segreta indecenza della rustica bigerrica sotto il paramento del vescovo, che sull'altare del sacrificio incruento eleva l'ideale della rusticitas, segno di interiore bellezza in una vita liberata e nuova, corrisponde infatti allo spettacolo del cadetto di Amiens con il mantello sconciato, così come a quello atteso di un Cristo glorioso che, assevera Martino, ad esempio, non verrà vestito di porpora né con un diadema splendente, ma in quell'abito e sembianza in cui soffrì la passione. Notevole però nel brano del Gallo suscitato la descrizione del vescovo Martino accomodato nella solitudine del suo secretarium. Dice Sulpicio, non tralascerò di dire che quando sedeva nella sacrestia non ha mai usato una cattedra. Martino si metteva a sedere su una sediuccia rustica, in cellula rusticana, del tipo che usano i servi e che noi, rustici galli, chiamiamo tripefce, ma voi, gente istruita, o tu di sicuro che vieni dalla Grecia, tripodes. Questa stessa essenzialità austera e già anticonformista di Martino, che a molti pareva appunto sconfinare nella stravaganza, applicata anche nell'ambito della liturgia, era altrettanto gradita però al monaco prete Gerolamo. Proprio per questo avrebbe lodato il vescovo gallico Esuperio di Tolosa, amico di Paolino di Nola, amico di Sulpicio e di Rufino. Il santo Esuperio, vescovo di Tolosa, pur affamato, sazia altri. Niente più sontuoso di colui che porta il corpo del Signore in un canestro di vimini e il suo sangue in un bicchiere di vetro. Contro verosimile aspettativa, un positivo apprezzamento di Martino da parte di Gerolamo non è affatto
scontato, anzi. Certo, nel suo complesso Gerolamo si dimostra un testimone rappresentativo, genuino della cultura e tradizione cristiana aquileiese, decisamente orientate verso la rusticità morale e dottrinale di cui l'anacoresi monastica stava dimostrandosi una esemplare realizzazione. E testimone lo è sicuramente Gerolamo quando nel 394, su richiesta del giovane Nepoziano, figlio della sorella dell'amico Eliodoro di Altino, disegna in una lettera memorabile il proprio ideale austero anticonformista del presbitero cristiano, uomo frugale, disinteressato, schivo dalla frequentazione dei potenti, convinto che la ricchezza materiale scalza la Chiesa dalle sue basi. Multi edificant parietes et columnas ecclesiae subtraunt. Sulpicio Severo, da discepolo di Martino, avrebbe presto dimostrato riconoscenza a quelle pagine, così come ad altre geronimiane, al punto di citarle e imitarle nei dialoghi del Gallus, ad esempio ponendo in bocca all'umile prete di una sperduta chiesa capanna di Libia, sulla Sirte, vilibus texta virgultis, la sentenza che con l'oro la Chiesa non si costruisce. Ecclesiam auro non instrui, sed potius destrui, ma piuttosto si distrugge. La diffidenza geronimiana riguardo a Martino si palesa appena la prematura morte di Nepoziano induce Gerolamo, convinto della incompatibilità del chiericato ordinato con lo Stato di Monaco, a mostrare come, seppur eccezionalmente, una integra vocazione monastica possa inverarsi anche nel ministero ordinato. Allora, ecco che nell'Epistola 60 del 396, però in oggettiva indipendenza dalla vita Martini, pubblicata da Sulpicio Severo nella seguente estate del 397, come sostiene Fonteno, se non nel 398, come sosteneva Duval, il ritratto biografico e spirituale di un giovane chierico nepoziano viene delineato in modo da richiamare a inequivocabile confronto l'analogo modello impersonato in Occidente da Martino, che ancora era in vita. L'esordio però non sembra affatto a favore di Martino. L'impeto critico di Gerolamo non poteva eccepire almeno in qualcosa questo modello. Altri, dice, potrebbe riferire che militando a palazzo sotto la clami del candido lino il suo corpo sia stato macerato dal cilicio, che sull'attenti davanti ai dominatori del mondo abbia esibito il volto consumato dei digiuni, che ancora sotto la divisa di uno abbia militato per un altro e perciò avesse il cingolo per soccorrere le vedove, gli orfani, gli oppressi, i miserabili. A me però non piacciono questi rinvii propri di un imperfetto servizio a Dio, mentre invece il centurione Cornelio, come leggo, appena giustificato, subito viene battezzato. Il richiamo di Gerolamo in lode al centurione Cornelio, battezzato senza indugi dopo la conversione, vuole porsi in contrasto con la scelta di chi invece procrastava il catecumenato, la totale dedizione a Cristo, come fece Martino, che si congedò dall'esercito prima del fino appena ottenuto il pensionamento. Invece Nepoziano si dimise molto presto per servire pienamente il Signore. Per il resto, però, si deve riconoscere che nel paragone instaurato da Gerolamo si deve riconoscere il tributo di un sostanziale consenso alla pure controversa figura di Martino. Infatti la sinossi del ritratto di Nepoziano con quello seriore del Martino di Sulpicio denuncia concordanze impressionanti, ma tali da costringere all'ammissione che il solitario di Betlemme abbia tessuto l'elogio del proprio pupillo nella effettiva controluce di un profilo martiniano sufficientemente noto ai lettori aquileiesi e comunque prossimo a quello delineato da Sozomeno nella propria storia della Chiesa, cioè ancora privo dei clamorosi carismi taumaturgici che contrassegnano gli sviluppi gallici della biografia composta da Sulpicio.
Peraltro il soggiorno dell'amico e confratello di Sulpicio Postumiano presso Gerolamo avvenne nel 400-401. Un tale Desiderio, invece, che potrebbe essere il dedicatario della Vita Martini, non venne a Betlemme che nel 398, e solo Vigilanzio di Calagurris, fra i conoscenti di Paolino di Nola di Sulpicio, che soggiornò nel 395 a Betlemme, potrebbe avere portato notizie nuove di prima mano sull'anziano Martino. Più che sull'apprezzamento di Martino, però, Gerolamo avrebbe potuto dividersi da Sulpicio in rapporto alla controversia origeniana e peggio in rapporto alla questione pelagiana. Sulpicio, nei dialoghi del Gallus del 403-4, nell'infuriare dell'anti-origenismo, si era espresso con equanimità benevola verso il perseguitato Origene. Dice: è un errore, error est ut ego sentium, non una eresia. A Gerolamo d'altronde si era premurato di manifestare un equilibrato riconoscimento della sua operosità ortodossa, cercando di comprenderne anche il rigore. Lo odiano i chierici perché non la smette di provocarli, lo odiano gli eretici, dice, perché ne accusa la vita e i peccati. Sì, la sua scienza, voglio dire, però è cattolica, sanno l'insegnamento, si dà tutto alla lettura, tutto ai libri. Un'indole quieta, quella di Sulpicio, come plasmata da Martino, però che si manifesta anche in guizzi di umorismo per sdrammatizzare l'impeto fusticatore di Gerolamo. Io però lo perdono e penso che abbia inteso parlare dei monaci orientali più che degli occidentali. Infatti il gusto di mangiare nei greci è gola, ma nei Galli è natura. Sulpicio, infine, nell'estrema sua maturità, non aveva paventato anche di sbilanciarsi a favore dei pelagiani e non aveva più ritrattato. Se proprio così il silenzio addotto da Gennadio, a di lui scusa, deve invece essere interpretato. Dice Gennadio: Sulpicio Severo, in sua vecchiaia, tratto in inganno dai pelagiani, riconoscendo la colpa di aver parlato avventatamente in loro favore, mantenne il silenzio fino alla morte, per purificare in penitenza con il tacere il peccato di cui si era aggravato con il parlare. In realtà non c'è una resipiscenza, sembrerebbe. Insomma, si viene a sapere che Sulpicio aveva rivelato la medesima disposizione d'animo che poi nel 431 avrebbe mosso anche Paolino di Nola, in punto di morte, a riammettere alla comunione i suoi chierici pelagiani. Peraltro Sulpicio, esternando le proprie obiezioni moderatamente filo-origeniste, diremmo anche semi-pelagiane, non doveva sentirsi isolato in Gallia, dove altri intellettuali protesi all'ideale di perfezione evangelica erano e avrebbero poi perseverato a dimostrarsi, come i padri provenzali, parimenti restii ad acconsentire alla severa assiomatica applicata da Agostino alla questione del peccato di Adamo, peraltro appresa non senza reazioni perplesse anche in Africa, ma addirittura contestata nel libellus dei vescovi aquileiesi del 418. Gerolamo, quasi, e il più giovane Sulpicio, quasi insieme concludendo la loro vita terrena, ci appaiono insomma come correlati nell'ossimoro di una comunione divergente, uniti nella elaborazione militante dell'ideale monastico e nella conseguente appropriazione di una rusticità verbale, morale e dottrinale di cui Martino resta, dopo tutto, per entrambi un gigante. Ma li distingue, a parte il temperamento, una diversa spiritualità ecclesiale, diremmo inclusiva e tollerante nel caso di Sulpicio e Martino, come di Rufino e Paolino di Nola, con i quali l'Aquitano era in familiarità, invece selettiva e transigente per Gerolamo, come in certa misura per Agostino, ma anche una spiritualità ecclesiale vincente nel quadro che allora andava consolidandosi di una più stretta uniformità dottrinale, disciplinare e spirituale. Grazie.